Tutto pronto per la seconda corsa, una prova per soggetti di 3 anni, in 8 dietro le ali dell'Autostart per una corsa a 3 punte con Deus K, Detto Fatto DL e Destiny di Poggio ad essere i più attesi. Tutto pronto, Autostar che si muove, 1 Dea Light, 2 Detto Fatto DL, 3 Deus K, 4 Dead di Buio, 5 Destiny di Poggio, 6 Dark Sama, in seconda fila 7 Decimo Mannu Lippi, 8 Darko Gual. L'autostart che inizia a prendere velocità, si ritrae dal 6 Dark Sama, problemi per Dea Light ed è veloce Detto Fatto DL che cerca di contenere Dead di Buio al largo di tutti i Destiny di Poggio. Insiste Dead di Buio all'attacco di Detto Fatto DL che però difende lo steccato e rimane al comando nei confronti di Dead di Buio di fuori. In terza ruota prova ad avanzare Destiny di Poggio. Dopo 200 metri passati in 15,2 va all'attacco Roberto Vecchione con la favorita e passa a condurre nei confronti di Detto Fatto DL che preferisce correre di rimessa mentre ha un attimo di impasse Deus e K. 400 passati in 29,9 da Destiny di Poggio che si allunga il comando nei confronti di Detto Fatto DL, poi sempre in terza posizione Darko Gual che è filtrato bene dalla seconda fila sui problemi di Dea Light, poi Dead di Buio che è ripiegato in corda a precedere Deus e K che prova ad avanzare ma sbaglia e finisce così a tabellone. In vantaggio sempre Destiny di Poggio nei confronti di Detto Fatto DL, il mezzo miglio se ne va in 1-1-1 con la battistrada che può fare ciò che vuole del cronometro, si mantiene in evidenza nei confronti di Detto Fatto DL che inizia a essere richiesto per tenerne la scia, sposta Darko Gual all'esterno quando siamo al chilometro, passato in 1,17 appena scarso, con in vantaggio sempre Destiny di Poggio a precedere Darko Gual, poi Detto Fatto DL ed Dead di Buio. Questi 4 superstiti quando siamo ai 3/4 di miglio, passati in 1,31 e mezzo da Destiny di Poggio che è in evidenza su Darko Gual che prova a filarla per poi tornare all'attacco. Ancora Detto Fatto DL ed Dead di Buio, la piegata conclusiva passata da Destiny di Poggio in 15 spaccato, è in evidenza l'imbocco della dritta arrivo. Darko Gual prova a spostare all'esterno, Destiny che ha una da gestire, Destiny di Poggio che fino in fondo si difende e vince facile nei confronti di Darko Gual. Al terzo posto Detto Fatto DL, 2-1 e mezzo, 1-15-6, 29-9 la chiusa, un minuto appena abbondante gli ultimi 800 metri per il successo di Destiny di Poggio. Roberto Vecchione che interpreta la figlia di Bold Eagle allenata da Massimo Barbini di proprietà della scuderia Mistero in percorso d'avanguardia. Destiny di Poggio che vince facile nei confronti di Darko Gual.